virus è sbarcato in Europa ed in America. Per fortuna non è un virus influenzale e quindi è meno contagioso del Covid, anche se è molto più letale. Il paziente zero si è infittato facendo birdwatching in una discarica in Sud America. Ciao, mi chiamo Achille Chester, se vi piacciono questi video di approfondimento metti un cuoricino. Personalmente ho visitato e gestito discariche in tutto il mondo ed anche in Sud America, a Caracas e Maracaibo, e posso dirvi che la fauna e gli uccelli necrofagi che erano presenti fanno impallidire i nugoli di gabbiani, piccioni e corvi che popolavano anche le discariche in Italia. L'avvoltoio è quello nero, lo spazzino delle città sudamericane, che si ingozza di tutto, compresi i topi che gli contendono i rifiuti putrefatti. In discarica ho visto lotte furibonde tra cani randagi, avvoltoi, topi e purtroppo bambini scalzi, per accaparrarsi gli scarichi dei camion che arrivavano dai quartieri ricchi di Caracas o dai mercati domenicali. Tutte le discariche, anche la foresta rossa di Chernobyl, diventano un paradiso per gli animali, perché l'uomo gli lascia campo libero. Ma attenzione, questi animali hanno sviluppato un sistema immunitario super, come i lupi della foresta rossa di Chernobyl. Un europeo di mezza età, abituato all'acqua minerale in bottiglietta, è come se avesse un cartello sulla schiena con scritto Mangiami. Per adesso assistiamo alla solita divisione in fazioni, tra quelli che dicono che non c'è pericolo e quelli che vorrebbero rinchiuderci tutti in casa. Come al solito, la verità sta nel mezzo. Che sia per una pizza fragrante, un hamburger succoso, una porzione di patatine croccanti o un'insalatona fresca e ricca, al Passaparola c'è sempre qualcosa di buono. Un posto accogliente, allegro e perfetto per stare in compagnia, tra amici, in famiglia o con chi vuoi tu. Scopri le bruschette sfiziose, i menù per tutti i gusti. Ti aspettiamo al Passaparola per una serata senza pensieri, tra buon cibo, risate e relax. Passaparola, lungomare Adriatico 32, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Ci sono amori che non fanno rumore, non chiedono nulla se non di stare con noi, eppure ci danno tutto. I cani entrano nella nostra vita in punta di zampa e senza che ce ne accorgiamo ne diventano una parte fondamentale. Ci accompagnano ogni giorno, ci consolano, ci fanno sorridere. Ci insegnano la fedeltà, la pazienza, la gioia delle piccole cose. Quando Virgola se n'è andato, dopo 18 anni assieme, mi sono accorto di una cosa, semplice e dolorosa. Avevo pochissime fotografie di lui. Tantissimi ricordi nel cuore, ma poche immagini capaci di fermare il tempo. Ed è lì che ho capito quanto sia importante regalarsi e regalare a loro un momento speciale. Un tempo lento, fatto di sguardi, carezze, giochi e silenzi. Un ricordo che resti anche quando tutto cambia. Un servizio fotografico non è solo una foto, è un atto d'amore. E dire tu sei importante e creare memoria oggi per il domani. Perché i nostri cani ci donano una vita intera d'amore e fermare quel legame in un'immagine è uno dei regali più grandi che possiamo fare a loro e a noi stessi. Take my whole life too. I can't help falling in love with you. La notizia dell'offerta milionaria arrivata per l'area dietro al campus di Ca' Foscari e Juava non è soltanto un'operazione immobiliare, è il segnale che Venezia terraferma sta entrando definitivamente nella mappa degli investitori internazionali legati al mondo universitario, della formazione e dell'ospitalità moderna. Parliamo di quasi 13.000 metri quadri affacciati sul canale Salso, in una posizione straordinaria, a 2 passi dalle università, collegata con Venezia vicino a Forte Marghera e al Parco di San Giuliano. Un'area che fino a pochi anni fa sembrava marginale e che oggi viene considerata una vera zona d'oro. Il progetto previsto è imponente, oltre 500 posti letto per studenti
edifici che potrebbero arrivare fino a 13 o 15 piani, nuovi servizi, nuove connessioni urbane e perfino la possibilità di un ponte ciclopedonale verso via Forte Marghera. Ma attenzione, questa operazione apre anche una riflessione politica e sociale molto seria. Perché se da una parte è positivo vedere investimenti, rigenerazione urbana e sviluppo universitario, dall'altra bisogna evitare che Mestre diventi soltanto una città dormitorio o magari una piattaforma immobiliare costruita esclusivamente per studenti, turismo e investitori. La domanda da porsi è semplice. Quale equilibrio vogliamo per il futuro della città? Ecco, perché negli ultimi anni abbiamo assistito ad una crescita enorme degli studentati, delle residenze temporanee e delle strutture dedicate all'accoglienza, mentre moltissime famiglie fanno fatica a trovare case accessibili. I giovani veneziani spesso sono costretti ad andarsene e interi quartieri rischiano di perdere l'identità sociale. Serve quindi una visione urbanistica seria. Gli studentati possono essere un'opportunità straordinaria se diventano motore di vita urbana, commercio, sicurezza, servizi e riqualificazione. Possono portare giovani, cultura, economia e internazionalità, ma devono integrarsi con la città vera. E qui il tema. Non possiamo immaginare quartieri costruiti solo per le funzioni economiche, senza pensare alla qualità della vita dei residenti, ai trasporti, ai parcheggi, alla sicurezza urbana, agli spazi verdi e soprattutto alla sostenibilità sociale. C'è poi un altro tema importante, quello ambientale. L'area necessita di bonifiche e interventi complessi, segno evidente di quanto Porto Marghera e tutta la zona industriale continuano ancora oggi a presentare ferite aperte del passato. Anche qui serviranno controlli rigorosi e massima trasparenza. Infine, colpisce un dato politico. 3 anni fa quell'asta non interessava a nessuno. Oggi arriva un'offerta da oltre 3 milioni di euro. Questo significa che Mestre è cambiata profondamente e che il mercato vede prospettive enormi sul fronte universitario e immobiliare. Adesso però la politica deve dimostrare di essere all'altezza di questa trasformazione, perché diciamocelo, lo sviluppo da solo non basta. Serve capire quale città vogliamo lasciare ai prossimi 20 anni. Una Mestre viva, equilibrata e moderna, oppure una città piegata soltanto alla logica della rendita. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di €1. La Regione Veneto è presente alla manifestazione Tutto Food che si sta tenendo a Milano. Si tratta di una fiera a livello internazionale, tra le più importanti del settore del food e delle sue eccellenze. La Regione Veneto figura con uno stand dedicato alla rete Venez e alle 7 organizzazioni di produttori ittici veneti: OP Bivalvia Veneto, OP Mitili Veneto, Cooperativa Pescatori di Pila, Cooperativa Pila Mare, OP San Marco Chioggia, OP I Fasolari, Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine. Essere presenti a Tutto Food significa dare al comparto ittico veneto una vetrina internazionale straordinaria, ha dichiarato l'assessore regionale all'agricoltura e alla pesca Dario Bond. Qui arrivano buyer, operatori, distributori da tutto il mondo e poter raccontare il valore delle nostre produzioni significa creare nuove opportunità commerciali e consolidare il posizionamento del Veneto tra le eccellenze agroalimentari italiane. L'assessore ha visitato lo stand, ha poi incontrato il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e l'assessore lombardo Alessandro Beduschi. Si è trattato di un'occasione di confronto sui temi che gravitano attorno alla valorizzazione delle produzioni italiane e al sostegno delle filiere agroalimentari e ittiche. Venez è un modello di collaborazione tra produttori che
unisce la costa veneta dal Polesine a Chioggia, da Pila a Caorle fino a Venezia. La rete valorizza le produzioni locali che vengono sostenute attraverso i FEAMPA. I produttori appartenenti alla rete presentano ai buyer internazionali quelli che sono i principali prodotti ittici della regione, risultato di una filiera corta che quindi punta alla freschezza del prodotto, alla qualità delle produzioni sia della laguna che delle marine regionali. Allo stand il prodotto viene ulteriormente valorizzato con le preparazioni dal vivo realizzate dallo chef Adriano Bersani, offerte ai visitatori in modo da far gustare i loro piatti a base dei prodotti ittici freschi e tipici del territorio. I nostri pescatori e allevatori continuano a operare in un contesto complesso segnato dalle difficoltà ambientali, dagli effetti del granchio blu, dai cambiamenti climatici, dall'aumento dei costi energetici. Il comparto dimostra grande capacità di resilienza e continua a garantire standard qualitativi elevatissimi. Il nostro compito come istituzione è accompagnare queste realtà aiutandole ad aprirsi sempre di più ai mercati internazionali. Eventi come Tutto Food sono fondamentali proprio perché consentono di creare relazioni commerciali, far conoscere il valore delle nostre produzioni e rafforzare l'immagine del Veneto come terra di eccellenze agroalimentari e ittiche riconosciute nel mondo. Torno a parlarvi della pavimentazione del Corso del Popolo. So benissimo che ne abbiamo parlato tante volte, ma voglio andare un po' più nei particolari. Allora, il primo problema è che nel Corso del Popolo, sia dalla parte Porta Santa Maria fino a Calle San Giacomo, continuano a arrivare mezzi pesanti, non dovrebbero entrare mezzi superiori ai 35 quintali. Comunque passano lo stesso anche dopo diciamo davanti alla chiesa di San Giacomo e proseguono fino a Vivo. Quindi è inutile, tra virgolette, riparare il Corso del Popolo quando puntualmente ci passano i mezzi pesanti che si rompono. L'altro problema paradossale è che la sovrintendenza di Venezia pretende che il comune di Chioggia ripristini la trachite, ma la trachite è diventata sempre più rara e prima la si procurava dalle cave che ci sono nei Colli Euganei, ma la sovrintendenza di Padova impedisce a usare quella trachite perché ha chiuso le cave, quindi una sovrintendenza non parla con l'altra. Mi dicono anche che la sovrintendenza ha chiesto anche che vengano numerate come se fosse un patrimonio storico. Non c'è nulla di storico perché, visto che ormai è una certa età, e me l'hanno confermato altri colleghi ex consiglieri, la pavimentazione del Corso del Popolo è stata rifatta almeno 2 volte negli ultimi 20 anni. Dalla parte di Calle San Giacomo fino alla Porta Santa Maria a sud è praticamente fatta negli ultimi 20 anni. La parte precedente è degli anni 70, quindi non ha nulla di storico. Oltre a questo abbiamo il problema delle continue lavorazioni, quindi c'è Veritas, c'è il gas, ci sono altri fornitori tipo quella per la fibra e ogni volta non ripristinano onestamente come dovrebbero ripristinare. Purtroppo abbiamo un rappresentante in Veritas, l'avvocato Longo, ma io non so se qualche volta ha messo piede a Chioggia. Vabbè, questo ne parleremo un'altra maniera. Di tutto questo poi c'è che nell'albo pretorio online io non vedo, se qualcuno mi vuole smentire, il sindaco mi smentisca, non vedo nessun tipo di incarico a nessun tipo di azienda per ripristinare quello che c'è da fare e neanche per sistemare le strade. Quindi vorrei capire, il sindaco li ha messi i soldi per fare questi lavori? Ecco, questa è una domanda che faccio pubblicamente. Io vi dico già che la pavimentazione del Corso del Popolo, dove ogni giovedì cascano delle signore e quando gli va bene hanno un forte ematoma, continuerà così per mesi. Perché? Perché abbiamo un sindaco che è totalmente incapace di amministrare. La nostra laguna, i nostri ponti, il nostro passatempo, il nostro forte, la nostra spiaggia, la nostra birra. Obiettivo Birra, la birra nata a Chioggia e prodotta in Italia. La salinizzazione, parassiti e molti altri fenomeni stanno mettendo a rischio la biodiversità, in particolare delle piante, di conseguenza anche dell'uomo. È per questo che l'ONU ha organizzato proprio il 12 maggio la giornata mondiale della sanità delle piante.
Sarebbe da parlarne ore. Vi invito a seguire, ve lo metto nel link in descrizione, un'intervista, un intervento del neurobiologo Mancuso del canale Lussi, che fa veramente un intervento molto importante che vale la pena vedere. Guardando quel video mi sono reso conto che praticamente tutti noi abbiamo poca sensibilità diciamo alle piante. Ecco, in realtà è un problema che ci riguarda tutti, tra l'altro anche nel nostro territorio, perché vorrei ricordare che noi sono ormai anni che abbiamo il problema enorme della salinizzazione di tutto il territorio dalla parte del Brenta, ma da parte dell'Adige, e siamo indietro purtroppo con quella grande opera. Abbiamo 60 milioni di euro nel bilancio del comune, ma questo è un altro discorso, e non c'è solo il problema della viabilità, quindi di avere un secondo ponte, ma il famoso, diciamo, sbarramento per il cuneo salino. Il cuneo salino è un'arma terribile che desertifica il territorio, e quindi con il caldo, con le temperature sempre più alte, ci troviamo anche di fronte a insetti, nuovi insetti che sono molto più aggressivi, che rovinano le piante e quindi creano veramente un problema non solo, diciamo, in generale per la biodiversità, per le piante, per gli animali, ma direttamente per noi. E quindi anche nel Veneto, appunto nelle aree costiere tra Chioggia, Rosolina e il delta del Po, è un problema molto concreto. La salinizzazione dei terreni e la subsidenza stanno modificando profondamente l'agricoltura tradizionale, spingendo università e ricercatori a sperimentare culture più resistenti, come avviene nel progetto internazionale Venus. Per capire quanto il mondo vegetale è complesso e sorprendente, ripeto, vi invito a vedere, che ve lo metto nel link in descrizione, l'intervento di Stefano Mancuso. È vero che le piante sono intelligenti, guardatelo con attenzione perché è veramente molto istruttivo. Buongiorno. Ciao. Allora cosa ti trovi bene con questa? Perfetto, tutto a posto. Ti mancava che era chiuso per un po'? A dire la verità sì, mancava molto. E sono contento che abbiano riaperto con frutta e verdura a prezzi buoni. Ma mi sembra che adesso non per fare, ma oltre ai prezzi buoni mi sembra che la roba sia buona. Sì. Sia una buona Di qualità. ottima scelta, ottima qualità. Grazie caro.